Febbre alta, poi la tosse e la spossatezza. Un imprenditore agricolo di 58 anni di Borgo Veneto nelle scorse ore è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova dopo essere risultato positivo al coronavirus. Paura per un possibile nuovo focolaio di Covid nella bassa padovana. L'uomo titolare di un'azienda agricola di Santa Margherita d'Adige vive con l'anziana madre, la badante moldava della donna e i suoi 2 figli che si trovano ora in isolamento domiciliare. Il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 Euganea ha fatto scattare una nuova indagine per rintracciare i contatti avuti dall'agricoltore nelle ultime settimane. La situazione è monitorata anche dal sindaco di Borgo Veneto. Infatti l'ULSS è intervenuta subito e i familiari ieri primo pomeriggio hanno fatto il primo tampone e oggi, nella giornata di oggi, dovrebbero provvedere al tampone alle persone che erano venute a contatto con questo signore. Non abbiamo ancora riscontro degli esiti. Un mistero come l'uomo possa essere stato contagiato. Al di là del lavoro aveva pochissimi contatti e i familiari hanno riferito che quando usciva portava sempre la mascherina. L'agricoltore era una persona, appunto, una persona corretta, moderata, non aveva una vita sociale normale, non frequentava tantissimo i bar, i posti pubblici, quindi questo a posteriori va bene, diciamo, per quello che è successo. Stiamo cercando di capire se potrebbe mai essere arrivato dal mondo del lavoro, dal mondo dell'agricoltura, magari qualche contatto con qualche, non lo so, qualche azienda, qualche consegna fatta. Il sindaco sta seguendo anche la situazione dell'azienda che nel frattempo viene esclusivamente gestita dai familiari in isolamento che non escono mai dalla proprietà. Stiamo dando una mano anche all'azienda perché comunque un'azienda agricola è nel fiore delle colture in atto, insomma, quindi abbiamo interessato anche le associazioni di categoria Coldiretti nello specifico che si sono messi subito a disposizione attivando tutte quelle procedure che loro hanno affinché l'azienda possa continuare a lavorare in sicurezza. Insomma.